Lo aveva imbottito di sonniferi, avvolto in una coperta e adagiato nel sedile posteriore dell'auto, poi era uscita. L'intento quello di uccidere il figlio di 5 anni e poi suicidarsi. Il piano tremendo di questa madre fortunatamente è stato sventato dai carabinieri che hanno fermato la donna a Padova. La vicenda è avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 aprile. La quarantenne, residente nella zona del Piovese, era uscita di casa in macchina dopo aver narcotizzato il figlioletto. Con il cellulare aveva poi inviato preoccupanti messaggi vocali ai familiari annunciando l'intenzione di uccidere il piccolo e di farla finita. L'allarme è arrivato subito alla compagnia dei carabinieri di Pieve di Sacco che insieme a quelli di Legnaro ha iniziato a controllare tutte le targhe e attraverso le telecamere di sorveglianza la macchina della donna è stata individuata a Padova in via Gozzi, qui è stata subito bloccata. Lei era in evidente stato di alterazione psicofisica, ma appena riusciva a rispondere alle domande dei carabinieri, adagiato nel sedile posteriore privo di sensi il figlio di 5 anni. I medici del 118 che lo hanno soccorso hanno subito diagnosticato una probabile intossicazione da benzodiazepine. Al bambino infatti era stata somministrata un ingente quantitativo di farmaci. Ora il piccolo è ancora ricoverato nel reparto di pediatria, piano piano sta migliorando, le sue condizioni non destano preoccupazione. La madre, che avrebbe precedenti penali, invece è stata arrestata in flagranza per tentato omicidio aggravato e portato in una struttura psichiatrica. Nelle scorse ore il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere.